Non ci vogliono soluzioni intermedie, voto subito, governo forte e si facciano le cose di cui il Paese ha bisogno. Senza se e senza ma, alle urne subito. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia non usa mezzi termini ed anzi auspica tempi brevi. Se si va subito al voto, ed è esattamente quello che io penso, che chiediamo, riusciamo ad avere il nuovo governo alla volta di fine ottobre e primi di novembre, ed è questo l'obiettivo. Trascinare questa agonia con governicchi e soluzioni roccambolesche vorrebbe dire semplicemente non dare all'Italia un governo stabile, solido e che fa le cose. Un governo del sì, del fare, visto che in questi 14 mesi c'è stato chi, ed è chiaro il riferimento al Movimento 5 Stelle, ha remato contro quelli che erano tra le questioni più rilevanti per il Veneto. Non posso non rilevare come governatore del Veneto che ci hanno lasciati soli sulla Pedemontana, se oggi è sbloccata è grazie a noi, che ci hanno lasciati soli sulla TAV, queste sono due opere, TAV e Pedemontana, che i veneti vogliono, non serve neanche fare un referendum. Ci hanno lasciati letteralmente soli sulle Olimpiadi, vi ricordo la posizione dei 5 Stelle sulle Olimpiadi, non vi dico dell'autonomia perché sotto gli occhi di tutti quanto freno a mano si sia tirato. E proprio sull'autonomia Zaia rilancia. Come rappresentante dei Veneti sarò comunque lì a vigilare. Chi che sia il nuovo governo sappiano che noi rappresenteremo un nido di vespe. A Roma intanto si sono tenute le riunioni dei capigruppo e sulle eventuali possibili alleanze e un ricompattarsi del centrodestra Zaia replica. La partita di oggi è una partita in quest'epoca storica che è la partita non delle casacche politiche ma dei leader. Salvini è un leader che saprà coalizzare attorno al suo progetto di governo sicuramente molte forze. Sull'onda di votare subito per un governo stabile, Zaia boccia anche l'idea renziana di uno slittamento ai fini dell'approvazione della finanziaria. E questi sono Amarcord, Renzi è abituato agli Amarcord e evidentemente ancora non se n'è fatto una ragione, no? Stia sereno e se si fa un governicchio sarebbe veramente tragica perché ci sono i numeri per garantire al Paese un governo stabile.